Oggi con il drone sardo abbiamo fatto tappa a Villa Massargia, un ridente centro del Cigerri, nel bacino sud-occidentale della Sardegna. Villa Massargia ha restituito testimonianze che affondano le radici fin dalla più remota antichità, nel Neolitico. Infatti le grotte di Corongiuaca, le grotte di Tanì hanno restituito numerosi reperti riferibili addirittura a 6.000 anni fa. In età nuragica verranno costruiti diversi monumenti, come nuraghi e tombe dei giganti, ma il periodo di massimo splendore probabilmente lo abbiamo durante il Medioevo. Dopo la distruzione del Giudicato di Cagliari nel 1258, il conte Ugolino della Gherardesca si impossesserà di questa terza parte del Campidano e costruirà diversi centri, tra cui la famosa cittadina di Iglesias. A quel periodo risale una delle chiese romaniche più belle di tutta la Sardegna meridionale. Parliamo della Madonna del Pilar, quella alle mie spalle, nata nel 1318 come chiesa di San Ranieri. Si tratta di un romanico ormai avanzato e abbiamo la fortuna, grazie a una lapide inserita nella facciata della chiesa, che ci racconta e ci dice anche qual è stato il suo costruttore, il suo architetto. Tale Arzocco de Garnas, è una data, il 1318, ci indica proprio la fine dei lavori, la consacrazione. Sempre nella facciata della chiesa possiamo ammirare anche un concio che riporta uno stemma araldico, un'aquila, probabilmente pertinente proprio al conte Ugolino della Gherardesca, che qua aveva interessi importanti legati non solo allo sfruttamento dei ricchi suoli fertili, grazie forse anche alla presenza del fiume Cigerri, ma non dimentichiamo che Villa Massargia ha avuto un grande passato legato allo sfruttamento minerario. Nella periferia orientale del territorio di Villa Massargia siamo arrivati in un luogo a dir poco magico, chiamato Sortumannu, il Grande Orto. Qui, in decine e decine di ettari di terreno pianeggiante, troviamo un bellissimo parco, arricchito da piante di olivo che hanno centinaia di anni. In particolar modo, questa alle mie spalle dovrebbe essere la pianta più antica, chiamata Sarreina, la regina, che si stima abbia un'età superiore ai 1000 anni. Alla base abbiamo un tronco che supera i 16 metri di raggio ed è una pianta che si pensa sia stata così messa dai monaci che arrivarono qui in Sardegna attorno all'anno 1000, chiamati dai giudici di Cagliari. Gli stessi giudici che sempre in quell'epoca realizzarono sulla sommità di questo colle un castello, il castello di Gioiosa Guardia, un castello che ebbe varie vicissitudini, che venne conquistato poi insomma dai pisani, soprattutto dal conte Ugolino della Gherardesca, e che dal 1324 invece finì nelle mani delle truppe catalano-aragonesi, che pian piano poi conquistarono tutta l'isola. Oggi vi consigliamo vivamente di visitare questo posto dove potete portare le vostre famiglie, un luogo insomma facilmente raggiungibile e dove insomma grandi spazi aperti ci permettono ovviamente di godere appieno di questa fantastica e incantevole natura.